È tutto pronto per la sfida fra Kame e Eco City Genzano, direttore di gara, che danno l'ultimo check. Aspettiamo solo il fischio. Via, start ad Kame Treviso, Eco City Genzano. Cerca di ripartire in avanti l'Eco City, chance per Micheletto che davanti a Pietrangelo prova la puntata con il sinistro. Un po' di mestiere con Taborda, alla meglio l'argentino che poi tocca in mezzo, male, controllo, sinistro. Forse un tocco di Ponto, di sicuro il palo a negare il gol di Antoniazzi. Vediamo il replay che ci aiuta perché ha sparato il numero 5 della Kame, botta. Ancora Barrichello. Buona la giocata da parte di Guerini che scappa via, va davanti a Pietrangelo. Numero di Alessio Guerini. Primo piano strameritato per lui. Giappa per Luisigno. Sfida Taborda. Ancora Giappa, si gira, il capitano spara, para di Ponto. Poi la palla resta pericolosamente in area, la porta via Micheletto, trattenuto. Si sovrappone sulla sua fascia Donini, il pallone sulla sinistra, rete! Il vantaggio della Kame Treviso col diagonale vincente e il cuore che la dice lunga da parte di Antoniazzi. 1-0 per la Kame Treviso, diagonale perfetto. E allora dopo 10 minuti e 3 secondi cambia la situazione al Palacicogna di Ponzano. Ha segnato Antoniazzi, è 1-0 Kame Treviso. Calcio d'angolo, Taborda sinistro che chiama in causa Pietrangelo. Urla di andare in pressione mister Roccia, palla recuperata, attenzione, chance per Gargantini, destro di Ponto, pone e spazza tutto Barra. Castaldo, tocco corto, scambio forte sul secondo palo, Barrichello ci arriva tardi, la palla era filtrata all'interno dell'area di rigore. Barrichello può lanciarsi in avanti per un 4 contro 3, la gran chiusura però da parte di Sutton, si autolancia 1 contro 1, Sutton contro Di Ponto, alla meglio il portiere. Grande intervento dalla parte opposta, Barrichello e para Pietrangelo, portieri protagonisti. Lancia uno degli ultimi attacchi del primo tempo, la chance per Guerini, para ancora Pietrangeli. Brunelli tornato in campo per questo finale di frazione, così come Barra. Brunelli cerca lo spazio per il mancino, Brunelli calcia ancora Pietrangelo. Palla al centro, via al secondo tempo fra Kame Treviso ed Eco City Genzano. Tanti duelli fra due giocatori da tanti anni giocano in Italia. Per Taborda, la parentesi fuori, mentre Antoniazzi prova a inventare. Bella giocata del numero 5 in maglia nera, ha fatto perno sul piede sinistro Veronica e poi col mancino stesso ha sparato sul palo più lontano. Barrichello al limite dell'area di rigore, cerca un varco, cerca un appoggio, cerca una soluzione che arriva col rimorchio e la conclusione di Castaldo, il sinistro ribattuto da Pietrangelo. Sul punto di battuta calcia direttamente in porta e trova il gol del 2-0 della Kame Treviso, settimo gol per Enrico Donin. Poi la sua danza fino ai tifosi per esultare insieme a loro e farsi abbracciare dopo il gol del 2-0. La firma da parte di Enrico Donin dopo 6 minuti e 5 secondi del secondo tempo sorprende Di Ponto. 2-0, la reazione dell'Eco City è subito veemente con il tentativo, 2 volte il gol, la replica immediata di Micheletto, primo tentativo neutralizzato, poi il tap-in di Micheletto, botta e risposta nel giro di pochi secondi. Dall'1-0 al 2-1 non cambia la sostanza, ci sono 2 gol in più. Qua ha fatto tutto Ricci, è scappato via, hanno provato ad abbatterlo. Tentativo 1, para Pietrangelo, tentativo 2, Pietrangelo ribatte ma si vede il pallone poi carambolare fra mani e piedi, schizzare in rete. Attenzione perché c'è ancora un'opportunità col sinistro di Brunelli. Pietrangelo risponde da gran portiere quale riapprezziamo. Taborda, Brunelli, controllo, boom, primo palo, Giappa. Scappa via Giappa, attenzione, può calciare! Pallone fuori, solo l'illusione del gol di Ponto. Lascia la sfera a Taborda, non può ridarla al portiere, cerca spazio per lanciare in avanti. Taborda, le sue finte, viene spinto a terra, tutto regolare e c'è il gol della Kame. Il gol da parte di Giappa Vieira credo sia stato convalidato, è così, è il 3-1 di Giappa Vieira. Esulta il capitano della Kame Treviso, duello fisico fra lui e Taborda, le sue finte
cade a terra Taborda, che poi stende a sua volta Giappa da terra, conclude, Di Ponto tocca non abbastanza per neutralizzare. 3-1 Cave Treviso, ha segnato Giappa Vieira. Di nuovo è così, mentre sta per tornare in campo Azzoni in fase difensiva. Immaginiamo le finte, l'appoggio per Taborda, cerca di aprire la difesa avversaria. Lecositi, Brunelli, sinistro, traversa clamorosa di Brunelli. La porta si è spostata sul missile di Brunelli, vicinissimo al 3-2 Lecositi. Micheletto, le finte, Taborda, Micheletto può calciare, deviazione, palla fuori, calcio d'angolo. Si rintana nei suoi 10 metri. È una sfida totale fra portiere di movimento e difesa dei ragazzi di Silvio Roccia. Spazio per Micheletto, conclude il gol di Micheletto, trova il varco buono, gli hanno lasciato troppo spazio per concludere. Doppietta personale per il 77, si riapre completamente la partita. Stop, un paio di tocchi e conclusione. Non ci può arrivare Pietrangelo. È 3-2 a 3 minuti e 34 dal termine. 5 secondi, Micheletto non calcia, Brunelli mette il pallone forte dentro, di testa lo allontana Luisinho. Arriva il triplice fischio, l'esultanza scatenata di Silvio Roccia, perché la Cave Treviso ha battuto 3-2 Lecositi Genzano al termine di una gara tostissima, di una lotta durissima. Sempre avanti nel punteggio in questa partita la Cave Treviso, l'ha portata avanti, l'ha portata a casa con merito la squadra di Silvio Roccia.